Cari fedeli, eccoci alla prima domenica del mese di maggio, tradizionalmente dedicata a Maria, Madre di Gesù. Per 5 domeniche la Madonna ci starà accanto come colei che sa ascoltare e meditare, ci aiuterà. Oggi la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, si fa voce più che mai. E come il pastore chiama ad una le sue pecore, così oggi il Signore chiama ognuno di noi, non soltanto perché ci conosce, ma che ci abituiamo a riconoscere la sua voce nelle piccole e grandi occasioni della vita. So che non è facile, non è stato neanche per Maria di Magdala quel mattino di Pasqua, prima della liturgia della sua voce. Lo aveva scambiato per un custode. È la voce che restituisce a Maria di Magdala ciò che è stato sottratto agli occhi. La voce non tradisce, quel timbro, quel tono, il nome pronunciato, Maria, fanno scoccare la scintilla del riconoscimento. Rabboni. Abbiamo bisogno, cari fedeli, di sentire quella voce, soprattutto nella liturgia della domenica, con la proclamazione del Vangelo, per capire che non facciamo parte di una massa indifferenziata. Ognuno di noi, ascoltando la sua voce, comprende che è l'unico, inconfondibile ricercatore della sua chiamata. È chiaro che per ascoltare questa voce bisogna rimuovere alcuni ostacoli, bisogna avere il coraggio di spegnere quelle fonti rumorose che invadono tutti gli spazi di silenzio, anche quelli interiori. Bisogna amare il silenzio, abbeverarsi di silenzio, perché è il silenzio che mette in rapporto con la voce. In questi giorni di pandemia molti di voi mi hanno confidato di aver sperimentato questa stessa esperienza, mai vissuta prima. Una voce che mette in cammino. Sì, cari amici, quella voce ci raggiunge, penetra nel profondo, ci porta un messaggio di amore e suscita come risposta il desiderio di lasciarsi condurre. Il pastore apre lui il cammino, non c'è che da seguirlo, abbandonandosi fiduciosamente alla sua volontà. Se abbiamo il coraggio di compiere questo passo, entriamo in una esperienza che allarga le dimensioni e le possibilità del nostro vivere. Allora incidiamo nella memoria alcune parole di Gesù del Vangelo di oggi. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Voglio salutarvi con la battuta che probabilmente girerà nel mese di maggio. Se questo è il tempo di coronavirus, occorre affidarci un'altra corona, quella del rosario. E sono convinto che dopo questo brutto temporale ci sarà per tutti un arcobaleno di nuove emozioni, di rinnovati sentimenti, di fantasiosi nuovi percorsi. Buona domenica.